è una riorganizzazione del territorio perché, essendo un reato informatico, non ha una valenza prettamente territoriale. Quindi stanno creando dei pool di esperti informatici in modo da poter agire in tutto il Veneto con la celerità necessaria. 4 sezioni di polizia postale con più uomini: Verona, Padova, Treviso e Venezia. Vicenza non c'è. Nonostante sia la 4ª provincia più popolata del Veneto e una delle più ricche e la 15ª città più industrializzata d'Italia. Come Vicenza, anche Rovigo e Belluno perderanno la loro sezione di polizia postale, come ormai da tempo rumors avevano fatto intendere. Gli agenti in forza a Vicenza andranno ad aggiungersi all'organico della questura. Ma che a Vicenza da 14 erano rimasti in 2 era stato denunciato dalla Pasubio Tecnologie di Schio, azienda che si occupa di servizi digitali per la pubblica amministrazione. Una sezione fondamentale per il territorio che si occupa di reati come le truffe online, il furto di identità e, ancora più gravi, la pedofilia online e il cyberbullismo. Hanno raccontato questo oggi gli agenti della sezione di Venezia agli studenti in questa specie di camper itinerante che da giorni sta attraversando il Veneto. Un servizio prezioso allora che Vicenza dovrà delegare a Padova, proprio mentre il numero dei reati informatici sta aumentando, il cyberbullismo è diventato un fenomeno sempre più diffuso. Il rischio principale per la loro età è quello che un loro contributo venga preso e usato contro di loro, quindi il cosiddetto cyberbullismo, che da poco è uscito la norma di reato, ma anche il poter essere vittima di amici sui social che in realtà dietro si nascondono altre persone con ben altri obiettivi.